Ottava corsa della riunione odierna, andiamo a leggere il campo partenti perché la macchina ha già chiamato i cavalli a raccolta. Con il numero 1 Ezechiela, con il numero 2 Flaura, interpretata da Pistone invece che da Lorenzo Talpo Junior come da programma, al 3 Frozen Alan, 4 Edin dei Daltri, 5 Franca Daghi, 6 Eclisse di Casei per la prima fila. In seconda fila abbiamo Feymonville ST con l'8 Futurama, 9 Fairplay Fox, 10 Ferdinando Jet e l'11 Frullino. La macchina è pronta, ha già raccolto i concorrenti e sta per terminare la curva che introduce alla dirittura delle tribune e ovviamente prende velocità e sta per lasciare i concorrenti. Gli 11 concorrenti di questa ottava corsa, sembra predominante il numero 3 di Frozen Alan, scattista provetto, sbaglia Ezechiela per la terza numero volta 2 Flaura consecutiva. Edin dei Daltri parte bene, numero però si butta di galoppo, credo anche lui, quindi rimane Franca Daghi, un mucchio di rottura anche numero Flaura, 4, ma sbaglia anche Daltri, Frozen Alan, quindi diciamo improvvisamente si ritrova davanti a tutti Franca Daghi e mi sembra che al secondo posto sia rimasto Ferdinando Jet guardandolo giù. Poi abbiamo Frullino, non sono sicuro del nome, ma credo sia proprio Ferdinando Jet, esatto, che attacca Franca Daghi che non ha intenzione di mantenere la leadership della corsa. Dopo 400 metri se la dà a gambe Ferdinando Jet con Farolfi, 29,7, quindi è già un parziale importante e ha sgranato il gruppo. Ce ne sono moltissimi in rottura, anzi facciamo prima contare quanti ne sono numero rimasti. 7 E ne sono praticamente 5 ancora in corsa effettivamente, magari non tutti squalificati. Arriviamo agli 800 metri, Ferdinando Jet davanti a tutti con un parziale di 34 per gli ultimi 400 metri, 14,6 per la retta. Franca Daghi lo segue a una lunghezza a 3 lunghezze rispetto a Franca Daghi. Abbiamo Frullino e poi abbiamo gli altri che provano a inseguire ma fanno fatica a tenere il ritmo indiavolato imposto. 1,15,1 per Ferdinando Jet quando abbiamo passato il chilometro di corsa. Franca Daghi continua a inseguire, i due cavalli si stanno isolando, con l'unico che prova a tenere le distanze Frullino con Maurizio Visco. Frullino adesso diventa minaccioso per quello che riguarda la seconda posizione, mentre Farolfi se ne va. 30 gli ultimi 400 metri e siamo a metà dell'ultima curva. Le posizioni ormai sembrano assolutamente consolidate. Andrea Farolfi e Ferdinando Jet entrano in retta d'arriva solidissimi al comando, 15,2 per la curva, se ne va Ferdinando Jet, controlla dietro ma non c'è nulla da temere. Invece la retta interessante tra Frullino e Franca Daghi. Frullino, Franca Daghi se le danno e alla fine qualcosa di più Frullino. Per la quarta posizione abbiamo Futurama che precede Fairplay Fox. Quindi dopo un avvio assolutamente pazzesco per il numero di rotture consecutive, si è ritrovata davanti Franca Daghi, ha concesso la posizione a Ferdinando Jet dopo 300 metri e Ferdinando Jet se l'è data a gambe fino al palo, quindi un cost to cost terminale per questa vittoria dell'ottava corsa. Quindi al secondo posto il numero 11, al terzo il numero 5, al quarto posto abbiamo il numero 8, lo confermiamo, e al quinto il numero 9. 2.04.02 per quello che riguarda il rotolo della corsa, e con questo andiamo a fare ovviamente i complimenti, a ricordare ancora una volta il vincitore Ferdinando Jet, figlio di Owen CR, maschio di 5 anni, per la guida di Andrea Farolfi e la proprietà di scuderia 4 ragazzi Cristina Fiore per il training. E vi diamo appuntamento per giovedì sempre qui all'ippodromo Arcoveggio.